Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ha appena un mese di vita la bambina ucraina più piccola che in questi giorni è entrata in Italia dal valico di Ferneti, dove il 40% delle persone transitate è rappresentato da bambini. E quanto riferiscono Save the Children e UNICEF, che con i propri operatori in coordinamento con le altre organizzazioni presenti distribuiscono beni di prima necessità come vestiti invernali e kit per l'igiene, forniscono cibo, acqua ma anche mascherine FFP2 e gel igienizzante. La presenza di mediatori culturali consente inoltre di dare sostegno e affrontare le situazioni più difficili. Gli operatori presenti al valico hanno riferito che negli ultimi 4 giorni il numero di persone con cui sono entrati in contatto quotidianamente nelle ore diurne varia tra 300 e le 600, a cui si sommano quelli che transitano durante la notte. La grande maggioranza sono donne, bambini e anziani. Giovedì scorso in un solo autobus a fronte di 60 persone a bordo, 42 erano minori. Una bambina arrivata domenica 6 marzo aveva appena un mese di vita. Ed è in corso questa mattina un vertice regionale tra prefetti e regione per valutare come intervenire sulla gestione sanitaria, non solo Covid per i cittadini ucraini in fuga dall'invasione russa, quelli attualmente presenti in Friuli Venezia Giulia sono circa 600. Una situazione che viene definita gestibile dalle autorità sanitarie locali e che, in base a quello che accadrà con i flussi dei cittadini provenienti dall'Ucraina, potrebbe essere modificata con la creazione di hub. Attualmente in Friuli Venezia Giulia sono rimasti circa 564 cittadini ucraini, manca però il dato della provincia di Gorizia. Di questi 273 a Udine, 165 a Pordenone e 126 a Trieste. Solamente in 55 si sono rivolte le strutture messe a disposizione dai prefetti. Il nodo sanitario, in base all'ordinanza della Protezione Civile, prevede che il coordinamento sia affidato a una struttura che verrà creata a Roma e impone l'obbligo del tampone antigenico molecolare entro 48 ore dall'arrivo in Italia e poi un periodo di autosorveglianza di 5 giorni con obbligo di mascherina FFP2. Al momento in Friuli Venezia Giulia gli ucraini dovranno rivolgersi alle aziende sanitarie e tramite il codice straniero temporaneamente presente potranno accedere al servizio di vaccinazione sia per il Covid ma anche per la difterite, il tetano, la pertosse e la poliomelite. Nella stessa sede vaccinale verrà proposto anche la profilassi antimorbillo, parotite e rosolia e il test di screening per la tubercolosi. Non sono previste esenzioni sul Green Pass se non la possibilità di usare i mezzi pubblici con il solo tampone negativo, 72 ore se molecolare e 48 ore antigenico. Incendio questa mattina a Valvasone Arzene, un'auto alimentata a GPL ha preso fuoco, le fiamme con il vento si sono poi propagate a garage e abitazione attigua, i danni sono ingenti. Mette in moto la macchina, una Chevrolet alimentata a GPL, poi rientra in casa attendendo che il motore si riscaldi. Nemmeno il tempo di prepararsi un caffè che l'auto ha iniziato a prendere fuoco. La Chevrolet è andata completamente bruciata e le fiamme hanno avvolto prima il garage dove la vettura era posteggiata e successivamente la copertura dell'abitazione vicina. I danni sono ingenti. L'episodio si è verificato questa mattina alle 7:30 in via Glera, nel comune di Valvasone Arzene. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco sul posto con 4 squadre provenienti da San Vito al Tagliamento e Spilimbergo che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le operazioni sono ancora in corso di svolgimento. In via Glera anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia che quando è scoppiato l'incendio era nelle vicinanze. Una grossa tubatura dell'acqua potabile letteralmente esplosa questa mattina nel pieno di piazzale Osoppo a Udine, di fatto paralizzando il traffico nella zona di Udine Nord. Il danneggiamento della condotta di grande portata ha causato la fuoriuscita di migliaia e migliaia di litri d'acqua che hanno allagato l'incrocio tra Viale Volontari della Libertà, Viale San Daniele, via di Toppo e via Gemona, oltre a distruggere la sede stradale. L'allarme è stato lanciato dalla polizia locale che ha fatto convergere sul posto vigili del fuoco e personale del CAFC. Ora lavoro quantomeno per limitare i danni e ancora da valutare le conseguenze sulla rete idrica della città. Meno femminicidi, ma crescono nel quadriennio 2018-2021 i cosiddetti reati spia, stalking, maltrattamenti e violenze sessuali. Queste ultime vedono la nostra regione terza in Italia per numero di casi ogni 100.000 abitanti. Il dato emerge da un'analisi realizzata in occasione della Festa della Donna dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. I numeri, indica la Criminal Pool, confermano la necessità di riservare alla violenza di genere la massima attenzione non
non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative. Gli omicidi volontari in assoluto consumati in Italia sono scesi dai 369 del 2018 ai 302 del 2021, con un calo del 16% in 4 anni, analoga alla flessione percentuale di quelli con vittime femminili, 119 lo scorso anno contro i 141 del 2018, ma si registra una tendenza in crescita rispetto al 2020 e al 2019. In diminuzione anche le donne uccise dal partner, 70 nel 2021 contro 75 nel 2018, meno 7%. Quanto ai reati spia rispetto al 2018, i dati dello scorso anno indicano un aumento per stalking, più 18%, maltrattamenti contro familiari e conviventi, più 30%, e violenza sessuale più 2%. Rispetto a quest'ultimo reato, il Friuli Venezia Giulia registra dati più alti della media nazionale, 10,2 casi ogni 100.000 abitanti rispetto agli 8,27, situazione peggiore solo in Emilia-Romagna e Liguria. Quest'anno la giornata internazionale della donna arriva in un momento drammatico che vede la guerra alle porte dell'Europa. Il nostro pensiero, il nostro sostegno, la nostra solidarietà vanno alle donne ucraine in fuga sotto le bombe, costrette a lasciare le rispettive case per mettere in salvo se stesse e i figli, nonché a quelle rimaste sul posto a combattere. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, aggiungendo che però doveroso non dimenticare neppure le donne russe che, andando incontro ad arresti, pestaggi e ristorsioni, manifestano in piazza contro Putin e la guerra. Mazzetti meno voluminosi, con meno rami, ma a prezzi calmierati. Questa è una delle strategie adottate dai fiorai per accontentare le tasche di tutti. L'aumento dei prezzi ha infatti colpito anche il settore vivaistico e il dedicato fiore che celebra la giornata nazionale della donna con un incremento stimato del 40%. Vorrei anch'io 2 mazzetti di mimose, stranamente. Per chi le compra? Dunque per mia mamma e per un'impiegata di un ufficio dove sto andando adesso per non presentarmi a mani vuote. È un po' un obbligo, ma è comunque una cosa che si fa volentieri, ecco. A mia moglie mi piace sempre portare un ricordo, una mimosa, insomma, in questo giorno. Non si fa spaventare dalla carovita, dal costo delle mimose? Ma quello spaventa un po' su tutti i fronti, però la gentilezza secondo me deve superare anche questo fattore. Ecco. Aumenta tutto? È aumentato anche il prezzo della mimosa? Sì, purtroppo sì. A quanto siamo? Purtroppo sì. Parecchio, 40% è aumentata. Lei a quanto vende un mazzetto? Ma io parto dai 2,50 e poi vedo cosa vuole la gente. Insomma, io comunque i pacchetti li ho fatti come l'anno scorso, nel senso da 2,50, perché in fin dei conti magari bastano 4 rametti, però insomma è bello. Le famiglie tagliano un po' i costi, Sì. rinunciano ai fiori? Diciamo che hanno ridotto il budget, ecco, però il fiore fa sempre piacere, sempre, è sempre un qualcosa di vivo che comunque colora la casa, colora il terrazzo, e quindi a volte nel nostro settore non serve spendere tanti soldi per avere un bel fiore. A Pordenone, fari puntati ancora sull'opera di Mattia Senot, lo scrittore francese protagonista del Festival Dedica. Ieri sera la lettura scenica dal libro La perfezione del tiro, stasera spazio al cinema tratto dai suoi lavori. Segue a Pordenone la settimana del Festival Dedica, incentrato sullo scrittore francese Mattia Senard. Dopo l'inaugurazione di sabato, con il debutto al Teatro Verdi e la consegna del sigillo della città all'autore, lunedì sera nell'ex convento di San Francesco, un intenso Peppino Mazzotta, con il contributo del musicista Massimo Cordovani, ha curato e interpretato la lettura scenica La perfezione del tiro, dall'omonimo libro di Enard, uno dei romanzi più potenti dello scrittore, che racconta la psiche contorta e crudele di un cecchino in una delle tante guerre mediorientali. E proprio sull'attuale guerra in Ucraina si è espresso così l'autore. Per me è molto triste quello che sta succedendo in Ucraina, soprattutto perché era una cosa che si poteva, che stava avvenendo da anni, dopo di quello della Georgia nel 2008. Credo che Europa non ha saputo trovare
una forma di resistenza a Putin e alla pressione dei russi fino alla guerra. Oggi intanto Dedica si declina in cinema alle 20:45, a Cinema Zero sarà proiettato a Coro Verde, film tratto dal romanzo Remonter l'Orenok di Mattia Senard. Mercoledì, fra i diversi appuntamenti, alle 20:45 è attesa la presentazione della riedizione di Zona. Nel corso della serata ci sarà la consegna allo scrittore del premio Crédit Agricole Friuladria, Una vita per la scrittura. Per me questi festival sono sempre molto importanti perché è una possibilità di comunicare con i lettori italiani che non vedo spesso. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.